Telecamere di Verde a Nord-Est, oggi nella Foresta del Cansiglio. Siamo in provincia di Belluno, l'occasione è un evento di Veneto Agricoltura dove si parla di sicurezza nei lavori boschivi. Andiamo a sentire che cosa ci hanno detto i protagonisti. Nicola Dall'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura Forest, un progetto importante all'insegna della formazione che è uno dei pilastri di Veneto Agricoltura. Certamente dobbiamo ringraziare il Ministero e la Regione perché si affidano sempre a Veneto Agricoltura e alla professionalità dei suoi funzionari e dirigenti per fare questi corsi di formazione. Oggi ci troviamo a fare un corso di formazione di cui sentiamo la necessità perché abbiamo visto anche con gli ultimi eventi, stiamo parlando di Vaia, ma non solo, io non guarderei solo a quello che è successo con Vaia, abbiamo visto che abbiamo avuto pochi operatori forestali formati e ne abbiamo avuto una carenza strutturale proprio, c'era poca gente. Quindi a vedere delle sale così piene, a vedere così tante persone che vogliono essere formate, vogliono fare i formatori a loro volta di persone per l'uso di attrezzature particolarmente pericolose, soprattutto durante un'emergenza, insomma mi riempie di gioia perché vuol dire che sicuramente anche alle prossime emergenze avremo persone formate e poi avremo persone che sanno coltivare una foresta e quindi questo per me sarà fondamentale. L'ordinarietà di coltivare bene una foresta è fondamentale. Questa è la foresta dove ci troviamo, la Foresta del Cansiglio, una delle più importanti d'Italia, un ecosistema in cui Veneto Agricoltura ha una presenza importante nella valorizzazione. Se si dovesse fare una scala di importanza direi che la Foresta del Cansiglio è la più importante, era la Foresta della Serenissima, tant'è che ci troveremo anche a settembre in qualche modo a aprire quelli che saranno i 1600 anni della Repubblica Veneziana per far capire l'importanza di questa foresta nella nostra storia, perché senza questa foresta non ci sarebbe stata la Repubblica di Venezia. E da lì sono partite una serie una cultura della coltivazione della foresta, del mantenimento della foresta e Veneto Agricoltura da anni sta prendendo carico di questa importante attività. Se avete tempo di venire sul Cansiglio e girare questa foresta potete vedere la differenza tra una foresta mantenuta, coltivata, gestita bene da altre foreste che purtroppo troppo spesso vengono abbandonate e sono soggette a dissesti idrogeologici importanti. Le foreste vanno coltivate, vanno mantenute, vanno gestite e qui in Cansiglio Veneto Agricoltura sta facendo vedere a tutta Italia com'è possibile farlo. Un progetto importante questo che coinvolge più regioni. Sì, il progetto è finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prevede 8 partner che vedono coinvolte regioni del nord, del centro e del sud Italia, ma che comunque ha come obiettivo il coinvolgimento di tutte le regioni. Il cantiere dimostrativo che si tiene oggi ha comunque come beneficiari e come partecipanti operatori provenienti da tutte le regioni dell'arco alpino. Qual è l'esigenza di un progetto come questo? La sintesi è quella di creare un manuale che possa codificare in modo comune tutte le operazioni nel bosco. Sì, uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di utilizzare le buone pratiche già presenti, di valorizzarle, di metterle a fattor comune di tutte le imprese e gli operatori del settore forestale italiano e anche di utilizzare gli strumenti presenti migliorandoli sulla base del confronto e dello scambio tra le diverse regioni coinvolte. Si è fatto molto parlare in questi tempi di Covid, di DP, dispositivi di protezione personale, allora ne vediamo alcuni perché sono importanti da usare nel bosco. Assolutamente, il lavoro in bosco è uno dei lavori più pericolosi, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è davvero un salvavita. Come oggi
nel salire in macchina in automatico ci mettiamo la cintura di sicurezza e non ci pensiamo più. Gli operatori boschivi immediatamente quando entrano in bosco devono utilizzare un casco forestale, protegge la vista, protegge la testa, protegge l'udito, e questo è uno dei dispositivi di protezione individuale. Poi ci sono degli strumenti per rendersi visibili e soprattutto ci sono degli strumenti che proteggono dalle lame della motosega, in particolare i pantaloni antitaglio, gli scarponi, sempre dotati di particolari accorgimenti che consentono alla lama di non fare dei danni eccessivamente grandi.